La libertà di stampa ed espressione nella Turchia autoritaria di Erdogan. La Grecia, malgrado le manovre di salvataggio, non riesce a liberarsi dal cappio dei debiti. Con Trump alla Casa Bianca, la NATO è costretta a ripensare le proprie strategie. La campagna elettorale per le presidenziali in Serbia ancora segnata dai vecchi nazionalismi. La giornata del ricordo dell'esodo degli italiani dalla sponda orientale dell'Adriatico, parlano i protagonisti. We were used to male MPs attacking. Agli attacchi dei parlamentari dell'AKP, il partito di governo, siamo abituati. Ma stavolta, per la prima volta, un gruppo organizzato di una quindicina di donne è venuto contro di noi. Coming on to us as part of the propaganda AKP governments through their control. Ora la propaganda dell'esecutivo, dei media che controlla, praticamente il 90%, cerca di presentarlo come uno scontro. Non lo è stato. It wasn't a fight. Fight would be mutual. Gli scontri si fanno in due. Queste ci hanno attaccato. Il racconto di Shafak Pavey, parlamentare del Partito Repubblicano, alle spalle una carriera alle Nazioni Unite, è quello della notte in cui il Parlamento turco ha approvato la riscrittura in senso presidenziale della Costituzione. Notte di lacerazioni, le stesse che la Turchia sta vivendo. State of emergency gives the government right now Lo stato di emergenza dà già al governo ogni potere senza consultare noi dell'opposizione e questo non lascia gli spazi per far conoscere le nostre idee. Ad aprile la Turchia deciderà con referendum se introdurre un presidenzialismo che, non avendo ottenuto maggioranze qualificate in Parlamento, solo il voto popolare può volere. Chi dalla riforma è spaventato teme che il presidente Erdogan voglia blindarsi alla guida del paese, anche oltre il centenario della Repubblica o la stessa longevità politica di Mustafa Kemal Atatürk, il padre della patria. Il presidente cumulerà poteri di capo dello Stato e di governo, sceglierà anche componenti degli organismi giudiziari. In Turchia la campagna si svolgerà in pieno stato di emergenza dopo il fallito golpe del luglio scorso. In Turchia è ancora in vigore la Costituzione scritta nell'82 dai militari. Questo che si vuole introdurre non è un cambiamento di regime. Il presidente sceglierà la squadra di governo che nei successivi 5 anni sarà l'unica responsabile. Per Meryem İlayda, giornalista di Daily Sabah, che voterà sì al referendum, i timori dell'opposizione riflettono solo la sua debolezza. Ma l'attenzione per quel che sta accadendo in Turchia resta elevata. Gli ultimi mesi descrivono una spirale discendente. Instabilità, terrorismo alimentano nuovi giri di vite che, invece di invertire la rotta, sembrano produrre nuova incertezza. Così si moltiplicano le campagne internazionali. L'ultima, in difesa di giornalisti e scrittori in carcere, ha raccolto le firme di Nobel come Coetzee, Vargas Llosa e scrittori di fama come il siriano Adonis. La letteratura non necessita libertà. La letteratura non ha bisogno di libertà, anche se questa può sembrare un'affermazione sorprendente, perché la letteratura è libertà. Ogni scrittore, nel momento in cui scrive, in cui sta davanti alla pagina, sta scrivendo, in quel momento, proprio lì, è la libertà. Anche se il testo può avere poi difficoltà a essere pubblicato, è proprio in quel momento in cui la voce dell'autore è di fronte alla pagina, crea letteratura. In questo momento sta creando libertà. In questo momento sta creando libertà. A Bucarest e in altre città della Romania continuano le manifestazioni popolari contro la corruzione. I manifestanti hanno ottenuto i primi risultati. Il governo del premier socialista Grindeanu ha ritirato il discusso decreto legge che aboliva l'abuso d'ufficio e altri reati di corruzione e il ministro della giustizia Iordache, primo firmatario della legge, è stato costretto alle dimissioni. Il governo però, grazie ad una solida maggioranza parlamentare, è sopravvissuto ad un voto di sfiducia voluto dalle opposizioni di centrodestra.
Default e Grexit, due fantasmi che tornano ad aleggiare sul cielo di Atene. Il governo si trova in una delle fasi più complesse di questi 7 lunghi anni di crisi. I tempi per chiudere la seconda verifica e ottenere il nuovo prestito dall'Europa si allungano e con le casse vuote la Grecia non potrà pagare i 7 miliardi di bond in scadenza a luglio. Situazione complicata poi da due fattori: i creditori europei che chiedono di completare il piano di riforme e il calendario elettorale europeo che incombe. Il prossimo 20 febbraio l'Eurogruppo deciderà se accordare o no gli ulteriori 86 miliardi di euro con i quali Atene potrebbe più agevolmente guardare al traguardo del 2018, quando si concluderà il piano di aiuti e il debito greco, come promesso dai partner europei, sarà tagliato. I think it is time now. È tempo per l'Eurogruppo di impegnarsi realisticamente alla riduzione del debito, come era stato deciso sin dal novembre del 2012. L'economia greca in 8 anni ha subito una enorme ristrutturazione. Credo che sia la prima volta nella storia che un paese OCSE riesca in una inversione di tendenza così importante. Abbiamo iniziato con deficit enormi e ora abbiamo eccedenze. La competitività è migliorata, quindi è molto importante ora avere la riduzione del debito in modo che i mercati si sentano sicuri circa il futuro della Grecia. Una visione, quella del governatore della Banca Centrale greca, che non è condivisa dal Fondo Monetario Internazionale, per cui la situazione debitoria di Atene è destinata a diventare esplosiva entro il 2030. Anche per questo l'organizzazione guidata da Christine Lagarde chiede all'Europa, pena il suo disimpegno, il taglio dei debiti e a Tsipras le riforme. Ma con una posizione molto differente da quella passata. Il suo maggiore azionista, l'America di Trump, non ha alcun interesse ad abbassare il livello della conflittualità nelle faccende europee. Per Tsipras un momento difficile, precipitato nei sondaggi per i sacrifici imposti in 2 anni e 2 governi, e all'Europa che gli chiede di ridurre ancora i limiti dell'esenzione fiscale e nuovi tagli alle pensioni risponde: neanche €1 di tasse in più. Lo fa in un'intervista su Efemerida Ton, quotidiano da sempre critico con le scelte del governo. Parlerò come giornalista. La mia opinione è che ci vuole una nuova ricetta politica, con meno tagli sugli stipendi e le pensioni, diminuzione di tasse, investimenti statali e altre misure di sviluppo. Una soluzione che viene sostenuta anche da tanti economisti internazionali, perché abbiamo visto che l'austerità fa sprofondare sempre di più il paese nella recessione e blocca ogni tentativo di sviluppo. Allora investimenti statali, sostegno dei ceti più bassi e certamente tassazione dei più ricchi che sempre riescono a evadere. Bisogna contrastare la politica del Fondo Monetario Internazionale perché la crisi non va affrontata con stipendi di 200-300 euro senza accordi collettivi e senza contratti di categoria. E le spinte euroscettiche si rafforzano all'interno della Grecia. Secondo alcuni tabloid, per superare lo stallo, Tsipras potrebbe tornare alle urne, sicuro che non ci sia una vera alternativa alla coalizione attuale. Una carta da giocarsi comunque con l'Europa, che ha bisogno di serrare le fila contro gli attacchi del nuovo inquilino della Casa Bianca, ma non solo. Seppure Germania e Olanda si oppongono al taglio del debito, dopo il colpo Brexit, dicono gli osservatori, l'ultima cosa di cui hanno bisogno è rendersi responsabili dell'uscita della Grecia dall'Eurozona e mettere a rischio i loro stessi prestiti. Chiudere la questione greca entro febbraio può essere un traguardo realistico, non lo vuole solo il governo greco e l'impegno che si è assunto il commissario europeo degli affari monetari Moscovici. L'irruzione di Donald Trump sulla scena mondiale sta cambiando molti equilibri geostrategici che si erano consolidati negli ultimi decenni. Trump, a differenza di Bush e Obama, non percepisce automaticamente Mosca come un nemico, il che implica profondi cambiamenti soprattutto per l'Alleanza Atlantica, una posizione che il presidente americano ha spiegato parlando ai soldati della base di Tampa in Florida. We are going to be taking care of our great veterans. We will make a historic financial investment. Trump ha promesso un investimento massiccio per le forze armate statunitensi. Nella stessa frase ha però lamentato che molti alleati non rispettano gli impegni finanziari nei confronti della NATO, una situazione, ha detto il nuovo presidente americano, ingiusta per gli Stati Uniti. Trump ha poi più volte ripetuto che il principale nemico dell'America è il terrorismo islamico.
Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, è convinto che l'elezione di Trump, ma anche l'efficacia dell'intervento di Putin in Siria, comporteranno un profondo ripensamento della strategia della NATO. Dal punto di vista di Trump, per dirla con le sue parole, la NATO è obsoleta nel senso che non è all'altezza dei tempi. Lui considera che l'America è in guerra con il terrorismo islamico, che quindi la Russia può essere un alleato in questa guerra, e la NATO, se serve contro i terroristi islamici, non serve contro i russi, il che è un rovesciamento della sua missione. Nell'ultimo decennio il baricentro della NATO si è spostato a nord. Nel sempre più pesante confronto con la Russia è cresciuto il peso degli stati baltici, della Polonia e della Gran Bretagna. Se la NATO si sposta verso sud, ci sarà un ruolo per l'Italia? Credo proprio di sì, nel senso che noi siamo ovviamente geograficamente centrali, e le basi italiane certamente hanno una rilevanza notevole dal punto di vista statunitense. Non credo, e devo dire nemmeno spero, che ci sia un coinvolgimento diretto in altre operazioni tipo Libia, perché abbiamo già visto che sarebbero fallimentari, ma non mi pare questo l'approccio di Trump. Quale sarà il ruolo dell'Italia allora? Dovremmo anche deciderlo noi, visto che non c'è più Mamma America che decide per noi, dovremmo deciderlo noi e quindi dovremmo farci venire qualche idea che per il momento mi pare latitare. In questo quadro, che rapporto con la Russia? Il rapporto dell'Italia con la Russia è sempre stato speciale e credo che ora diventerà più forte, nel senso che se effettivamente americani e russi troveranno un compromesso, le sanzioni dovrebbero essere tolte, l'Italia ne guadagnerà sotto il profilo economico e certamente ne guadagnerà anche sotto il profilo dell'importanza in Europa. In Ucraina continua la guerra, nel Donbass si muore ancora però. Credo che se effettivamente, ma è tutto da vedere, americani e russi riusciranno a trovare un compromesso, quella questione potrà essere in qualche modo sedata oppure ridotta a una guerra locale senza particolari conseguenze strategiche. È solo una faccenda tra americani e russi? Americani, russi e ucraini e poi altri paesi dell'est Europa che confinano con l'Ucraina, i quali hanno interesse a vedere un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti contro la Russia. Ho l'impressione che almeno per il momento non lo vedranno. Con le elezioni presidenziali della prossima primavera, la Serbia si prepara a un nuovo appuntamento elettorale. Poco meno di un anno fa è stato rinnovato il Parlamento e il vincitore è stato l'attuale premier Aleksandar Vučić, espressione del partito progressista. Ora l'elettorato è chiamato a eleggere il Presidente della Repubblica. L'attuale capo dello Stato è Tomislav Nikolić, altro esponente della Srpska napredna stranka, anche se non sempre sulla stessa linea del compagno di partito Vučić. Nikolić fu eletto nel 2012, vincendo il secondo turno contro l'ex presidente Boris Tadić, esponente del Partito Democratico. Per gli analisti la sfida è tutta interna all'attuale maggioranza. Il premier serbo Vučić ha ancora un buon consenso, ma è comunque in calo. In caso di candidatura potrebbe vincere anche al primo turno. Discorso diverso per Nikolić, che invece, secondo i sondaggi, sarebbe costretto ad andare al ballottaggio con tutte le incertezze del caso. Nikolić ha comunque già dato la disponibilità per un secondo mandato. Come ci spiega Srđan Bogosajević, professore all'Università di Belgrado e fondatore di una delle maggiori società di rilevazione in Serbia, Vučić è davanti a un bivio. Non vorrebbe correre per le presidenziali, ma allo stesso tempo non gradisce il nome di Nikolić come candidato. Lo scorso 14 gennaio da Belgrado è partito in direzione di Mitrovica, nel nord del Kosovo, un treno con simboli del passato serbo e tra l'altro diverse scritte come Kosovo e Serbia. Il convoglio è poi stato fermato prima di superare il confine. Domenica scorsa è comunque arrivato un primo segnale di distensione tra le due parti, con l'abbattimento di un muro che i serbi di Mitrovica avevano eretto a nord del fiume Ibar per segnare la divisione con la parte albanese del distretto. Ma come interpretare questo episodio in vista delle prossime elezioni? Chi ha voluto questo treno aveva come obiettivo di far presa sull'elettorato del Partito Progressista, che è un elettorato fondamentalmente nazionalista. Il treno probabilmente non è stato voluto da Vučić, ma potrebbe essere stato organizzato da qualcuno del suo partito. Sullo sfondo si intravede il bisogno politico di avere qualche risultato per quanto riguarda il Kosovo, perché la situazione resta in stallo. E l'opposizione?
Gli avversari divisi tra europeisti e nazionalisti potrebbero avere chance sulla carta solo in presenza di un candidato unitario, ma è inimmaginabile pensare di mettere assieme moderati che guardano l'Unione Europea e nazionalisti filorussi. All'interno di questi due campi ci sono altre divisioni e finora abbiamo una decina di candidati. Questo significa che se vanno divisi, di fatto nessuno ha una chance. Se si guarda al primo schieramento, i nomi principali sono quelli di Sasha Jankovic e di Vuk Jeremic. Entrambi si appellano alla stessa parte dell'elettorato. Nell'area nazionalista invece il nome forte è quello di Šešelj, che rappresenta l'estrema destra. Vojislav Šešelj, leader del partito radicale assolto nei mesi scorsi dalle accuse di crimini di guerra dal tribunale dell'Aia, si gioca una parte del consenso con un altro candidato di estrema destra, Boško Obradović, capo del movimento Dveri. Nessuno dei due appoggerebbe comunque in un eventuale ballottaggio candidati moderati come Sasha Jankovic, uomo del Partito Democratico, e l'ex ministro degli esteri Vuk Jeremic. La campagna elettorale si giocherà poi su altre questioni, come ci spiega Igor Bosic, giornalista per N1, una delle TV private più seguite in Serbia, legata alla CNN. Il dibattito sarà segnato dalle accuse di prendere finanziamenti dall'estero ed è uno scontro già partito dall'inizio dell'anno sui principali giornali. Con Vučić il governo è a favore dell'adesione all'Unione Europea, ma se il candidato dell'SNS sarà Nikolić, il presidente uscente ha già detto che non vuole cedere sul Kosovo, anche a costo di interrompere i negoziati. Singole tragedie umane, vite individuali spezzate dalla storia, l'esodo, le foibe, l'intera vicenda del confine orientale vivono anche di figure simbolo, a partire da Norma Cossetto, la ragazza violentata e uccisa dai titini nel 1943 in Istria, testimone diretta di quei tempi Erminia Dionis Bernobi, che appena dopo la fine della guerra udì per caso uno degli aguzzini sfuggito alla cattura che confessava quel che aveva fatto. Lui ha detto di tutto, che ha fatto di tutto con lei prima di buttarla in foiba. Il peggiore è ancora un'altra parolaccia, che non la uso dire, però l'ho trovata scritta nei libri, quindi vuol dire che qualcun altro la sapeva ancora di quello che avevano fatto. Non erano foresti, diciamo forestieri, per dire che venivano chissà da quale parti, saranno stati dei vicini dei paesi. Una verità che nel 1946 poteva costare la vita, e per questo Erminia, con una donna che appena conosce, fugge verso l'Italia fino al filo spinato che faceva da confine. Ricordo benissimo quando il Druse, diciamo così proprio, io me le ricordavo come Druse, ha alzato la mano col fucile, ha detto stoi. E io ho preso paura, ho detto mamma mia, siamo ancora in Jugoslavia. E questa signora ha alzato la busta e si vede che era la parte che sapevano forse che questa portava via le persone, e allora ha alzato il filo spinato, le ha consegnato i soldi e siamo passati con un bambino che aveva 8 anni assieme con me. E poi ci sono le storie dell'esodo, circa 250.000 persone, secondo le stime più attendibili, che lasciano a ondate successive l'Istria, la Dalmazia e il Quarnero. Arrivano in un'Italia che è solo parzialmente pronta ad accoglierli, e anche questa storia ha un simbolo. Marinella Filipaz, morta per il freddo preso nel campo di Padriciano. Mia sorella, il medico del burlo, ha detto una cosa, signora, questa bambina le è morta di freddo a mia mamma, però posso dirle una cosa, questa bambina è morta in silenzio. E come era organizzata la vita all'interno del campo? Noi sappiamo delle file davanti ai servizi igienici tutte le mattine, perché poi bisognava fare in fretta, prendere la corriera, andare a lavorare, andare a scuola, ed erano veramente quelle le precarietà che poi portavano anche a problemi igienico-sanitari, di salute, ma anche di insofferenza. Era un disagio, specialmente per i genitori nostri, l'intimità non era più quella, perché si viveva, prima di fare i box si viveva in stanzoni grandi, gli uomini da una parte, le donne dall'altra, e non si aveva, ecco, penso che i nostri genitori hanno sofferto questo disagio. Comunque, come vediamo anche oggi, c'era dell'insofferenza per questa massa di gente che arrivava e per il problema che poteva interferire nel quotidiano dei cittadini,
e anche perché comunque eravamo visti un po' come persone non tanto, perché abbiamo lasciato casa nostra e siamo venuti a dar fastidio qua, insomma.